Sì? Chi è? Dottore, permesso, sono il signor Benza. È lei, signor Benza. Venga avanti, venga, su. Mi siedo. Eccomi qua, dottore, eccomi qua. Mi scusi, se l'ho disturbato, dottore. Allora, mi dica, signor Benza, su, mi dica. Che cosa è venuto a fare qui? Che cosa vuole sapere? E niente, dottore, io volevo sapere cosa fare, perché con il piede così, le fratture, insomma, volevo sapere cosa fare adesso. Ah, lei vuole sapere il suo piede come sta? Ma signor Pranzano, non si preoccupi, il suo piede sta bene, sta benone. Ma sì, aveva 3 fratture, niente di che. Vabbè, dottore, però 3 fratture, cavoli, è più di un mese che sono fermo, il piede mi fa ancora male. Sì, appoggio, faccio fatica, però, dottore, mi fa ancora male il piede, mi fa ancora molto male. Ma ho capito, signor Benza, ma non si preoccupi, le fratture non sono un problema, guariscono da sole, sì, si saldano da soli, gli ossi fanno tutto da soli, non si preoccupi. Ah, quindi, dottore, basta, io sono a posto, posso andare a fare tutto quello che facevo prima, non c'è più nessun problema, tutto a posto, le fratture sono a posto, posso dire ma ormai guardi, è passato più di un mese, vedo che già non porta quasi più le stampelle, quindi non si preoccupi minimamente del problema delle fratture, vada sereno. Sì, però ho ancora male, dottore, io ho ancora male. Signor Beda, ho capito, però i problemi sono altri, eh. Lei deve capire che i problemi sono altri, c'è scritto qui esplicitamente. Tutti i suoi esami danno lo stesso risultato. Ma dottore, che cosa dicono gli esami allora? Su, non mi faccia stare sulle spine, mi fa preoccupare, dottore, mi dica. Ma signor Beda, ripeto, non si preoccupi delle fratture, ma si è visto. I problemi sono altri. Signor Benza, lei è fermo da più di un mese, ha saltato completamente la stagione invernale, tutto quello che doveva fare l'ha mandato in vacca a causa di quel piede. E adesso, signor Benza, si trova di fronte a dover sistemare le cose. Sì, signor Benza, deve sistemare le cose. Ma quali cose, dottore? Mi dica quali cose? Mi dica cosa devo fare, dottore? Cosa sta succedendo? Mio Dio, c'ho la febbre! Ma come quali cose, signor Benza? Ma si è visto, avrà preso almeno 20 kg negli ultimi 2 mesi. No, dottore, dai, su, 20 kg, no, su, sì, ingrassato un pochino, ma no, dottore, 20 kg non li ho presi, si figuri. La prima volta che ho fatto la dieta ne avevo persi più di 30, dottore, su, dai, non ho presi 20, sono ancora un bel figurino, dottore. No, vabbè, saranno 10 kg. Quindi, signor Benza, qua non ci sono se, non ci sono ma. Primo, deve tornare assolutamente a dieta. Vabbè, dottore, dai. Deve tornare a dieta. Da lunedì comincio la dieta, dai, dottore, va bene, ho capito, mi rimetto a dieta da lunedì. Da subito, no domani, no, signor Benza, no lunedì, domani. Subito a dieta. E poi, signor Benza, non può più star così fermo. Basta, la prego. Deve ricominciare a fare moto. Signor Benza, ricominci a fare moto. Basta stare fermo. Faccia moto. Quindi, per favore, si alzi e vada subito a fare moto. Via, Raus, andare. Quanto tempo che non facevo una bella intro in moto! Quanto tempo è passato da quando ho fatto l'ultima intro in moto, mamma mia! Quanto tempo! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo ovviamente e finalmente è Ciccio Benza. Ciccio Benza su 2 ruote. Ma che bella che è la vita, Ciccio Benza su 2 ruote, non fa più neanche fatica. Sì,
salita di Teolo per me oggi. Salita di Teolo per me oggi per vedere come va. Ebbene sì ragazzi, ebbene sì amici miei, sono di nuovo in sella. Sono felicemente di nuovo in sella. E come avete visto nella clip, anche se mi non mi fido tanto di quel medico là, perché il dottore là mi non so tanto convinto, perché dovete sapere che quel medico là, a parte che mi pare che abbia una faccia conosciuta, e poi mi ha detto di fare un sacco di moto, aspetta, voleva dire andare un sacco in moto o fare un sacco di ginnastica? Chissà cosa voleva dire. Vabbè, secondo me voleva dire che dobbiamo andare in moto. Senti che profumino di grigliata che c'è qui a Teolo. Senti che profumino, un po' di Ducatini. Niente, questa oggi non vuole andare. Oggi la telecamera 360 ha dei seri problemi. Oggi eventualmente faremo senza. Comunque signora Insta 360, se vedi per caso questo video ti devo mandare anche una mail nella quale ti propongo di collaborare assieme. Se tu volessi sentirmi e rispondermi, ti potrei spiegare eventualmente tutti i problemini che hanno alcune delle tue telecamere, che sono una figata che io uso dall'inizio e continuerò a usare, però hanno dei difettucci che si potrebbero migliorare mamma Insta 360, quindi magari se hai voglia scrivimi. Come sta il mio piedino? Intanto che bello salutare gli altri motociclisti e venire ricambiati, era proprio un bel po' che non capitava, stavo proprio soffrendo per questo. Come sta il mio piedino? A parte appunto il dubbio parere di quell'osco individuo che abbiamo visto prima, direi che il mio piedino sta abbastanza bene. La frattura si sta sicuramente saldando bene. Io ovviamente il piede non lo posso ancora caricare, infatti come vedete sono via molto easy, molto tranquillone, perché non posso caricare ancora il piede ovviamente. Ho abolito quasi completamente l'uso delle stampelle e devo cominciare la fisioterapia. Perciò oggi mi sono detto, sai cosa? Anche se è un tempo meraviglioso, dite che vuoi andare in moto e ora tira fuori la moto e parti. E così ho fatto. Ma non è l'unico motivo. Non è l'unico motivo questo. Non è l'unico motivo per cui sono qui. Già. Dovete sapere che un anno fa circa, il 7 marzo 2022, iniziava l'avventura del signor Benza su YouTube. Ebbene sì, il 7 marzo del 2022 ho pubblicato il primo video ufficialmente di questo motovlog, moto experience o come la vogliamo chiamare. Già. E quindi Happy New Year Ciccio Benzers! Bello anno a lei! Buon anno nuovo Ciccio Benzinai! Buon anno nuovo Ciccio Benzers! Buon anno Kaiser, non ho neanche pushato il biscotto! Perché siamo entrati ufficialmente nel Ciccio Benza Year 2! Sì! Questo video è il primo video dell'anno 2 di Ciccio Benza, quindi seconda stagione per questo entertainment interessante. Sì ragazzi, è stato un anno, il primo, veramente pazzesco, è stato un anno incredibile di un sacco di chilometri, oltre 25.000 chilometri percorsi l'anno scorso, un sacco di gomme cambiate, un sacco di skate, vorrei dire, ma un sacco di divertimento, un sacco di curve, un sacco di chilometri, un sacco di gente, bellissimo.
è veramente stato bellissimo, io sono incredibilmente soddisfatto e anche veramente molto fiero di quello che ho fatto e di quello che abbiamo fatto, perché pensate che in un anno di pubblicazione di contenuti in cui costantemente ho pubblicato sempre 2 contenuti a settimana, ok, abbiamo raggiunto 1470 iscritti circa, 1400 e passa iscritti, siamo quasi a 1500 iscritti, e questo è un traguardo incredibile, ragazzi, è un traguardo incredibile che non avrei mai raggiunto senza di voi, non sarei mai riuscito ovviamente senza di voi, e mi avete dimostrato tantissimo affetto e calore in questi mesi di compagnia che ci siamo reciprocamente fatti grazie a YouTube, e sono veramente contento. Abbiamo creato una bellissima community, mi piace tantissimo, quindi continuate, amici miei, continuate a iscrivervi al canale, continuate a attivare la campanellina qua in basso, continuate a lasciare like ai video che vedete, continuate a commentarli perché io vi rispondo. È veramente pazzesco quello che è successo e quello che sta succedendo. Ma ragazzi miei, ma come tutte le situazioni in cui c'è un cambiamento, come in tutte le situazioni in cui c'è un rito di passaggio, voglio dire, un anno, 12 mesi di video, 12 mesi insieme a voi, insieme a YouTube, tanta roba. E c'è un rito di passaggio però alla fine dentro di me scatta qualcosa, c'è un meccanismo che mi fa riflettere, mi fa pensare, mi inizia questo percorso di lunga introspezione, e questa introspezione porta da qualche parte, questa introspezione porta sempre da qualche parte. Dove mi ha portato questa volta? Mi ha portato a riflettere moltissimo, mi ha portato a riflettere veramente tanto, a riflettere tanto sulla quantità dei contenuti che ho pubblicato, a riflettere sulla qualità a riflettere sulla qualità dei contenuti che ho pubblicato, a riflettere sulla quantità, a riflettere su tutte le storie, tutto quello che vi ho portato, che vi ho raccontato di me e delle esperienze che ho fatto. Ed è ovvio che il vostro parere è sempre importantissimo, quindi mi raccomando, dopo questa affermazione che farò tra breve, dopo questo annuncio ufficiale che farò, scrivetemi nei commenti assolutamente cosa ne pensate. Fatto sta che secondo me nell'ultimo periodo, soprattutto questi ultimi mesi in cui sono rimasto fermo a causa del piede, i contenuti sono peggiorati, la qualità dei contenuti che ho portato, la quantità dei contenuti che ho pubblicato è peggiorata sicuramente. Io non sono contento di tutti i video che ho fatto, non sono contento di tutto quello che ho portato. Questo perché? Perché ovviamente portare 2 contenuti a settimana è veramente complesso, e lavorando praticamente da soli è veramente difficile riuscire a fare tutto, a mantenere il ritmo e la frequenza giusta, per poi riuscire anche a coniugare tutta la propria vita, la vita lavorativa, la vita personale, le amicizie, la famiglia, insomma è tutto molto più complesso, con 2 scadenze così importanti, una spada di Damocle così forte sulla testa. E quindi cosa facciamo? E quindi per questo motivo ho pensato sinceramente di ridurre il numero di contenuti, quindi di limitare la pubblicazione a un solo contenuto a settimana il lunedì. Lo so, molti di voi saranno contentissimi di non essere ammorbati più dalle stramaledette notifiche e dalla mia voce che ogni volta, 2 volte a settimana vi dice di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina. Altri magari saranno dispiaciuti di questo. Lo scopriremo ovviamente assieme, e scopriremo assieme questa nuova avventura, questa nuova era, questa nuova epoca del canale Ciccio Benza. Riuscire a rispettare la promessa che vi do alla fine di ogni video non è facile. Questo non vuol dire che riduco la mia presenza su YouTube o che cambio cose, assolutamente no, il format resta lo stesso, forse introdurrò qualcosa di nuovo in futuro, ma in linea di massima l'unica cosa che farò sarà non pubblicare più 2 video a settimana, ma pubblicarne solo uno. Ne pubblicherò solo uno il lunedì, pubblicherò solo il lunedì. Questo perché? Perché voglio prima di tutto concentrarmi di più sulle esperienze, ok?
quest'anno è stato bello, è stato bellissimo e sinceramente rifarei praticamente tutto. È anche vero che dall'altro lato mi sono goduto anche un po' meno le esperienze che ho fatto, perché ero molto concentrato anche sul registrare dei video e portarli sul canale per voi. Questo mi ha fatto riflettere un pochino e mi ha fatto decidere, insieme al fatto che i contenuti che ho portato hanno calato un po' di qualità, di fare un solo video a settimana, quindi di concentrarmi di più. Quindi questo è quello che accadrà. Questo di oggi è il primo video della nuova era Ciccio Benza con un solo video a settimana. Scrivetemi assolutamente qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, se siete felici che io smetta di ammorbarvi 2 volte a settimana con i miei video o se siete tristi perché non avrete 2 miei video a settimana. E questa non è l'unica novità, a parte che quest'anno ho intenzione di fare un sacco di esperienze, un sacco di viaggi, delle prove moto, di fare qualunque cosa, di portare contenuti molto divertenti. Ebbene sì, c'è anche un'altra grandissima novità. La novità è che ho firmato per la moto nuova. Ho firmato per la moto nuova e quindi faremo un video dedicato alla scelta e alla moto nuova quando arriva, così sarete tutti perfettamente informati di questa incredibile novità. E con questa notizia bomba io vi ricordo assolutamente di iscrivervi al canale, attivare la campanella qua in basso con tutte le notifiche. Vi ricordo di mettere un bel like a questo video, vi ricordo di lasciare un commento, di seguirmi sugli altri social, su Instagram e su Facebook. E direi che il video si può concludere proprio qua.